Coach Farina, nostro amico, fraterno, hai vinto questa partita, l'hai portata a casa, un grosso successo che vi permette di stare nei piani alti e sperare nella promozione di questo girone. Sì, è stata una partita dove come col Correggio abbiamo approcciato non benissimo, con un po' timorosi, ma sempre come col Correggio il secondo tempo è stato di un'altra pasta. Come ho sempre detto, c'è ancora da migliorare tanto su tantissime cose. Caratterialmente però è stata una partita dove i ragazzi hanno dato veramente tutto, molto di più che col Correggio, e di questo è un buon auspicio per le prossime partite. Abbiamo visto un po' arrabbiato nei minuti finali perché comunque non riuscivate a uscire, merito anche dello Scandiano che premeva, però dopo il vostro fortino ha retto e avete messo una grande difesa per tutta la partita, va detto, non avete permesso di entrare in area Scandiano, solo le conclusioni da fuori, qualche ribattuta. Sì, ci avevamo lavorato e in certi momenti, soprattutto nella parte finale, quando mancano un po' di idee, bisogna che si è molto lucidi sulla fase difensiva per evitare pasticci. Purtroppo li stavamo per combinare anche in 4 contro 3 perché abbiamo fatto di tutto per far rientrare in corsa uno Scandiano che a quel punto della partita doveva essere chiusa facile. Comunque complimenti per il temperamento mostrato, perché è una squadra veramente solida che sicuramente si giocherà tutte le sue carte per la promozione in un campionato che adesso fa un passo avanti, che si pronuncia forse ancora più equilibrato di quello dell'anno scorso. Sì, sarà un campionato molto equilibrato secondo me, e i ragazzi, pur la giovane età, stanno lavorando con me e mio fratello molto bene, non possiamo dire niente e siamo convinti che i risultati li vedremo sul campo, ma se il lavoro premia magari ci toglieremo qualche soddisfazione. Grazie mister. Grazie a voi.